Ecco com'era la mia pancia prima, ecco come adesso. Se anche tu vuoi eliminare il grembiule dalla pancia e avere una pancia piatta e tonica, ti bastano soltanto 10 minuti al giorno. E ora ti faccio vedere come. Non si può dire al corpo di bruciare il grasso solo sulla pancia facendo esercizi mirati. Il grasso corporeo si riduce in modo complessivo. Il retto dell'addome è un unico muscolo. Esercizi diversi possono enfatizzare una zona, ma non esiste l'allenamento isolato per la parte bassa. Per eliminare la pancia, come tutti sapete, è necessario un deficit calorico, cioè consumare più calorie di quante se ne assumono, combinato con un'attività fisica costante. C'è da dire anche che a volte la pancia sporgente può essere causata da una postura scorretta, lordosi, che porta in avanti il bacino, e quindi sono necessari esercizi posturali o di rinforzo del core che possono migliorare visibilmente la forma dell'addome. La disinformazione, come in questo caso, mira a vendere scorciatoie, 10 minuti di addominali o esercizi vari, che non funzionano senza una corretta alimentazione o un allenamento che coinvolge tutto il corpo. Quindi è inutile che continui a fare questi video fasulli.